Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura Un nuovo viaggio! tra paesaggi straordinari. Natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi! Inizia la Racola. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Il viaggio di oggi ci farà vedere cosa? Una parte della riviera del Brenta, in particolar modo i comuni di Mira, Campo Nogara, Campo Longomaggiore e Campagna Lupia. e qui siamo proprio su una passerella che attraversa il mitico Naviglio del Brenta. Quindi una puntata a caccia di ville storiche, di laguna veneta Archeologia. e gastronomia. Partiamo! Via! Mira di Mira! là. Guarda. Su, giù. Siamo ad Oriago, nel comune di Mira. Mira ha una storia molto antica. Tito Livio narra che nel 302 a.C. una flotta greca arrivò sulle sponde della laguna veneta, comandata dallo spartano Cleonimo. A quel punto la nave entrò sulle acque del Brenta per guadagnare l'entroterra. Poi ci fu l'arrivo dei Romani, la decadenza dell'impero, le incursioni prima di Pipino, poi degli Ezzelini, poi degli Ungari e poi, devo dirvi la verità, un momento tragico per queste comunità, difficile, perché oltre a queste enormi razzie c'era il problema dello straripamento del Brenta e delle grandi alluvioni, che fu in parte vinto solo nel 1142, quando i padovani tagliarono sul lato sinistro del fiume Brenta una deviazione, procurarono quindi un nuovo percorso che portava le acque verso Sant'Ilario, dove c'era una grandissima abbazia che smise però di esistere nel 1379, dopo la guerra di Genova. Di quest'area colpisce ovviamente la bellezza delle dimore storiche e dei nobili veneziani. Ce ne sono davvero molte, ma ciò che mi ha molto affascinato è la presenza di questi ponti sul Naviglio. Pensate, sono ben 9, uno diverso dall'altro e tutti movibili, cioè si doveva lasciare passare il traffico lungo il Naviglio, ma c'era a un certo punto della storia di Mira la necessità di attraversare continuamente il Naviglio perché stava crescendo dal punto di vista economico. Infatti nell'Ottocento arriva qui una potente rivoluzione industriale e si pensò quindi a edificare dei ponti che potevano spostarsi, animati proprio dalla forza dell'uomo. Si vedono queste grandi manopole, in particolare quello di Oriago è del 1872. Quello invece che abbiamo visto all'inizio puntata al centro di Mira è del 1863, quindi anteriore all'entrata del Veneto nel Regno Italiano, quindi sotto il governo austro-ungarico. Molto interessante è il fatto che sia Mira che Oriago sono citate nel quinto canto del Purgatorio di Dante Alighieri. Infatti un'iscrizione Leapidia la troviamo sulla facciata di Villa Moro, proprio qui nel centro di Oriago. La vicenda si riferisce alla morte di Jacopo del Cassero, che scappando da dei briganti che lo inseguivano al soldo di Azzo VIII riparò in mezzo ai caneti delle vicine paludi e lì però venne trafitto. E Dante ci fa capire che se forse avesse guadagnato la strada del centro storico di Mira avrebbe potuto salvarsi. E così scrive: ma se io fossi fuggito in ver la Mira, se fossi scappato verso il centro di Mira,
Quando fu sovraggiunto ad Oriaco, quando giunsi ad Oriago, ancor sarei là ove si spira, ancora sarei vivo. Corsi al palude e le cannucce il braco, m'impigliarsi chi caddi, e lì vidio delle mie vene farsi terra laco. Finalmente ho la possibilità di vedere questa villa magnifica, una delle più famose ville venete, Villa Foscari, detta la Malcontenta. Siamo nel comune di Mira e questa villa, come altre, è inserita nella lista dei patrimoni UNESCO che riguarda tutte le ville progettate dal mitico Andrea Palladio. Ecco, si chiama la Malcontenta, su questo nome ci sono diverse teorie. Diciamo che quella leggendaria racconta di una dama che è stata reclusa all'interno delle mura di questo bellissimo palazzo in solitudine per pagar pegno per una vita condotta in maniera non proprio corretta. In realtà forse il nome deriva da Brenta malcontenuta, nel senso che questa è sempre stata un'area assolutamente soggetta a grandi alluvioni, a straripamenti del fiume, per cui Brenta malcontenuta, malcontenta. La villa è stata progettata nel 1559 dal grande Andrea Palladio, come dicevamo, su volere e commissione dei fratelli Nicolò e Francesco Foscari, gli stessi proprietari di quel grande palazzo sul Canal Grande, oggi sede dell'Università di Venezia. Chiamarono ovviamente il miglior architetto del periodo, che costruì in pochi anni questo sontuoso palazzo nobiliare che, a differenza delle altre ville venete, non aveva anche funzione di fattoria, di azienda produttiva, era solo una villa per soggiorno di villeggiatura o comunque soggiorno suburbano. Doveva essere costruita lungo il fiume Brenta in un luogo velocemente raggiungibile dal centro storico della città, quindi a pochi passi da qui c'è proprio l'arcipelago veneziano. E era un luogo di rappresentanza e ovviamente di villeggiatura. Tanti grandi personaggi hanno trovato riparo all'interno di queste pareti che sono affrescate dal grande Zelotti e da Franco, due grandi artisti del Cinquecento veneziano. Vedete, la struttura è molto particolare, a differenza appunto delle altre ville non presenta barchesse contigue, quindi c'è un unico blocco centrale, un piano rialzato, una sorta di podio che ha una funzione strutturale e non solo, serve anche a proteggere il piano nobile dall'umidità di queste terre anfibie. E poi c'è questo gigantesco prono colonnato che è un po' la caratteristica stilistica di Andrea Palladio, lo stesso stile che poi gli americani hanno utilizzato per costruire la Casa Bianca. La cosa importante legata alla struttura architettonica è che è il trionfo del materiale a basso prezzo. Quindi le colonne sono di mattoni e lui, il grande Palladio, riesce proprio a dare una cifra sontuosa e monumentale pur utilizzando materie non così di rilevante importanza architettonica. Si dice che Palladio prese ispirazione dal tempietto di Clitulmo, che ha più o meno le stesse fattezze in facciata. La terra su cui si trova la villa fu comprata all'asta dai fratelli Foscari su un precedente appezzamento della famiglia Valier. Due date importanti: 1566 si chiudono i lavori della villa, viene abitata e viene in visita ad ammirarne la bellezza addirittura Giorgio Vasari. E poi 1574, quando fu ospite all'interno di questi spazi Enrico di Valier, che mesi dopo sarebbe divenuto re di Francia. Noi continuiamo ad ammirare questo spettacolo architettonico inserito in un contesto che ci ricorda quella grande tradizione delle ville venete che hanno fatto grande questa terra, visitata da centinaia di migliaia di turisti per ammirare la bellezza e la potenza di Venezia.
percorrendo questo breve tratto di canale insieme a Gianni, il nostro prodiere, gentilissimo con noi. Io devo dire che si apre un mondo diverso da quello a cui siamo abituati, Gianni, è un posto magnifico. Dove siamo? Allora, noi siamo qua nel comune di Mira, davanti abbiamo il canale Bondantino, sulla destra qua abbiamo il Palo Schiavo e qua siamo su una barena dove la nostra associazione ha posizionato un capitello ormai 6 anni fa. Un capitello così, qualcuno ci ha regalato, un nostro socio ci ha regalato una Madonna, una statua della Madonna, e noi in qualche maniera abbiamo pensato di trovare un luogo. Questo era il luogo più indicato perché è all'entrata del canale della nostra associazione. E quindi è diventato un luogo votivo e c'è anche una manifestazione, un evento tra di voi ogni anno. Sì, siamo partiti un po' in sordina, ma poi pian piano ogni anno facciamo questa manifestazione, questa regata. Una processione, no? Una processione, esatto, con tanto di parroci, sindaci, assessori, insomma ogni anno abbiamo sempre qualche novità e qualcuno che si aggiunge. Quest'anno eravamo quasi 200 barche, tantissima gente, e è diventato un po' un appuntamento annuale in questo luogo incantevole. In questo luogo unico nel suo genere. Gianni ha detto che in entrata le persone la salutano, ma anche in uscita. Certo. La Madonna benedice chi poi va verso il mare. Ma senti, l'associazione quindi è presente su quest'area del Veneto, su questa laguna meravigliosa da un po' di anni. Avete tutte io li chiamo le cavane, che sono i garage della barca. Cos'è una cavana? Il garage della barca, la casetta. I ricoveri delle imbarcazioni. Sì. No, l'associazione ormai è nata ancora nel 1993 e proprio con lo scopo di risanare e rilanciare questo ambiente qua che era abbandonato. Era diventata una discarica a cielo aperto, non c'erano strade di accesso, non c'erano alberi, non c'era niente, e il magistrato in qualche maniera ci ha dato una mano perché ha ricostruito gli argini. Noi abbiamo chiesto le concessioni, abbiamo fatto le cavane, abbiamo piantumato qualcosa come 5.000 alberi, abbiamo sistemato le strade e abbiamo reso questo posto fruibile un po' a tutti e anche a tutti i cittadini. Qualsiasi può venire qua a fare una passeggiata, in magari bicicletta. Basta informarsi anche con l'associazione sportiva. Abbiamo anche un nostro sito. Peraltro avete restituito dignità a questa laguna stupenda, è tornata come doveva essere. E la manteniamo perché a nostre spese la manteniamo, non abbiamo contributi regionali, comunali, tutto volontariato. Bravi ragazzi. È solo con i denari dei soci. Bene, se sei d'accordo, io e Ivo, insieme a te, ci addentriamo ancora in laguna? Certo, andiamo avanti, andiamo verso il Porto San Leonardo e poi procediamo verso Valle Zappa. Perfetto, via! Torniamo nella natura, che grazie a loro è tornata. Evviva! Io devo ringraziare di cuore Gianni e Maurizio che mi hanno portato nel cuore della laguna. Sembra di essere in un non luogo davvero, è bellissimo. E c'è questa costruzione bizzarra, mi verrebbe da dire, che è un po' un'icona anche di quest'area della laguna. Insomma, molti hanno visto tante foto legate a questo casone molto particolare che richiama lo stile architettonico olandese, che non c'entra assolutamente nulla con quest'area della laguna di Venezia, però restituisce comunque un'immagine particolare e soprattutto non disturba il paesaggio, anzi è nato come uno sposalizio tra questa dimora, l'acqua e le barene che abbiamo intorno a noi. Questo casone molto particolare fu costruito tra il 23 e il 25, quindi ha
da poco compiuto 100 anni, voluto da Malvezzi, il quale chiamò come architetto Duglio Torres per costruire qualcosa di diverso dal solito. Comunque era un casone da pesca, in gran parte è di legno, lo si può vedere perché è in restauro, e questo luogo ha ospitato anche personaggi molto importanti. Anzitutto un set cinematografico nel 76, un film di Tonino Cervi, e poi qui hanno dimorato ad esempio Salvador Dalì, pensate, e ovviamente Ernest Hemingway nelle sue battute di caccia. Noi continuiamo questa navigazione nel cuore della laguna, patrimonio mondiale dell'umanità. La nostra laguna. Questo luogo è estremamente suggestivo ed affascinante, da ascoltare con le orecchie ma da sentire anche col cuore. Il suono dell'acqua e anche l'armonia dei versi, dei canti degli uccelli. Infatti c'è un'avifauna molto sviluppata, soprattutto negli ultimi anni, sintomo di un ecosistema sempre più pulito. Devo ammettere che io e Lele più volte abbiamo vissuto la nostra laguna, ma ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Oggi abbiamo visto i fenicotteri rosa, gabbiani, trampolieri, il masolin, che, attenzione, è il germano reale, ma è il maschio del germano reale, quello bello colorato. Grazie a Maurizio, un altro dei soci dell'Associazione Cavanisti di Mira, che vivono la laguna fisicamente, ho scoperto l'esistenza della volpoca, che io non conoscevo. Questa natide, quest'anatra, che probabilmente si chiama volpoca, oca volpe, perché è furba. Infatti, essendo molto protettivo come potrebbe essere il cigno, il maschio del cigno, protettivo nei confronti dei piccoli, quando c'è la presenza di un predatore, quindi di un pericolo, simula di essere ferito. Quindi finge di essere una facile preda e si fa inseguire dal predatore, così liberando dal pericolo i piccoli. Questa, come le rondini che in 20 giorni arrivano e depongono le uova, i piccoli pulcini di rondine nascono e sono già pronti per volare e per fare lunghi voli. Come dicevo, questa e tante altre cose si scoprono di volta in volta. In questa nostra laguna da scoprire, in questa nostra laguna da amare. Finalmente si mangia, un momento che io ovviamente amo, anche perché abbiamo guadagnato questa trattoria che da 25 anni ha questo contatto diretto con la laguna, che è praticamente a 10 metri da qua. Infatti siamo sbarcati con Gianni e siamo arrivati qui alla trattoria alla laguna e ho incontrato Davide, che ringrazio dell'accoglienza. Grazie. Tutto bene, Davide? Sì, Perfetto. benissimo. A me piace la vostra storia perché voi siete tre ragazzi, insomma non più giovanissimi, nel senso che avete la mia età, però vi siete conosciuti sui banchi di scuola e insieme avete avviato questa attività. Cosa è successo? Ci siamo conosciuti a scuola, abbiamo fatto 5 anni di superiori alberghiera ad Adria e dopo abbiamo deciso di prendere questo locale in affitto e 25 anni fa abbiamo incominciato la cucina veneta tipica lagunare, facendo i nostri piatti tipici
come il risotto di go, i gnocchi di anguilla, l'anguilla, il fritto misto, poi qualche pescatore che ci porta qualche pesce lagunare, branzino, orata. Sì, perché siete veramente a 2 metri. Ah sì, siamo vicinissimi Ma infatti quando eravamo in barca con Gianni, che tu conoscerai, che è il presidente dell'associazione, Sì, benissimo. ci raccontava di ciò che si mangia all'interno di questo locale. Io ero già, come dire, affamato. Ed è bello perché sostanzialmente ciò che si prende da quell'ambiente naturale meraviglioso arriva velocemente su questa tavola. Sì, sì. Infatti questo è il famoso risotto di go, che è un piatto tipico portante della vostra cucina. E com'è che si fa? Questo qua vengono fatti bollire i go, tutti Su questi piccoli pesci di laguna. pesce, esatto, che sarebbe in italiano si chiamerebbe ghiozzo, in dialetto go, però in italiano si chiamano ghiozzo, e viene passato al setaccio finemente perché hanno tante spine. Successivamente viene usato un concentrato di sto passato e il brodo dell'acqua che viene fatto bollire. E viene fatto sto risotto, viene mescolato, lo saltate. viene spadellato e viene servito in tavola, insomma. Chi conosce la laguna veneta sa benissimo che questo è un piatto veramente della tradizione. Sì, sì, sì. Gli gnocchi hanno invece l'anguilla. I gnocchi vengono fatti con l'anguilla e viene cucinata l'anguilla, poi viene tagliata a pezzettini e facciamo noi dei gnocchi di zucca, e questi gnocchi di zucca dopo vengono spadellati con il sugo d'anguilla, che è un gusto molto particolare, molto buono, perché è un po' un dolce amaro, qua da noi vengono molto considerati questi gnocchi qua. E l'anguilla poi diventa E alla anche fine, un secondo. esattamente, l'anguilla facciamo l'anguilla alla griglia, sulla brace come una volta, accompagnata dalla polenta. la polenta veneta bianca. Sostanzialmente uno viene qua, siamo del comune di Mira, può fare una gita in barca insieme ai ragazzi, perché qua ci sono tantissimi punti di approdo che costituiscono questo piccolo villaggio di pescatori e di gente che ama uscire in laguna. Noi abbiamo provato questa esperienza e il paesaggio è rapente, cioè nel senso che ti cattura l'animo e lo spirito, e poi ci si ferma a mangiare un piatto tipico lagunare della tradizione veneta preparato da Davide e si fa magari un brindisi in compagnia. Infatti io vorrei, se sei d'accordo Davide, Sì. ringraziare anche Francesco, che sono i tuoi amici sodali da sempre, con cui avete continuato questa grande avventura gastronomica, ma Sì. soprattutto un'avventura fatta di pura e semplice ma vera amicizia. Quindi sei d'accordo? Prendiamo ai Franceschi e a Davide, ma soprattutto alla trattoria alla laguna. Evviva ragazzi! Evviva! Noi brindiamo, facciamo una piccola pausa, torniamo fra pochissimo. Mi trovo nel parco retrostante Villa Contarini dei Leoni. So che Ivo sta passeggiando in mezzo alla natura alla ricerca di un amico, chissà se lo troverà anche quest'oggi. Questa villa fu voluta da Federico Contarini e costruita nel 1558 per poi essere venduta al duca Eric II nel 1582, acquistata successivamente dalla famiglia Pisani. Ed è un grande complesso rettangolare con un piano rialzato, questo per difendere la villa dall'umidità come la stessa Malcontenta. Poi c'è il piano nobile ed infine sopra il sottotetto dove abitava la servitù, mentre nel piano seminterrato c'erano le cucine al tempo. Ed è una villa molto bella, molto importante, la facciata principale dà sulla strada e ci sono questi due leoni, questi due marzocchi, queste due statue sulla scalinata d'ingresso. La scalinata è del 1800 e i due leoni sono stati posti all'inizio del Novecento, da qui Villa dei Leoni. La facciata retrostante presenta queste arcate che alleggeriscono tutta la struttura. Io provo a guadagnare l'ingresso posteriore di questa Villa Contarini dei Leoni sperando di incontrare Elisa, che forse ci spiegherà cosa accade qua dentro.
È un piacere incontrare Elisa, grazie dell'accoglienza Elisa, e siamo all'interno del salone principale della villa, detta dei Leoni, ma è Villa Contarini. Alle nostre spalle c'è una storia molto importante per la Riviera del Brenta, nel senso che a un certo punto succede che, questo è rappresentato Enrico di Valois, vero, giusto? Sì, sì. Succede che lui era re in Polonia, la madre era Caterina de' Medici. Succede che muore il fratello, la madre lo chiama di fare rientro in Francia velocemente perché dovevano incoronare il nuovo sovrano, praticamente la corte più importante del mondo, del tempo. Molto sfarzosa, vedete come è rappresentata questa grande festa ambientata evidentemente lungo la Riviera del Brenta. E scese dalla Polonia a Venezia e poi per fare ritorno in Francia, dove verrà poi appunto nominato re di Francia. E questo affresco meraviglioso però è qui, come lo vediamo, non originale, nel senso che è una copia. Cosa è successo, Elisa? Allora, in sostanza il Comune ha voluto riproporre fedelmente gli affreschi di Giambattista Tiepolo e quindi, grazie a una tecnica altamente moderna, quella della tattoo wall, sono stati riportati qui in Villa Contarini dei Leoni. E praticamente è una tecnica che va a riprodurre prima digitalmente la superficie d'affresco e poi questa viene fatta aderire al supporto murario e quindi si ha la possibilità di vedere l'affresco praticamente identico, come se fosse uguale all'originale, esatto, identico all'originale. Non ci sono più gli affreschi originali all'interno della villa? Sì, allora purtroppo nel 1983 gli affreschi sono stati venduti a due coniugi francesi, dei collezionisti d'arte, si tratta di Edouard André e Nelly Jacquemart. Essi viaggiarono all'epoca lungo la Riviera del Brenta e in generale nel territorio veneziano e appassionati soprattutto di Tiepolo decisero di portare via questi affreschi nello specifico. E insieme poi alla coppia dei leoni che era posta all'ingresso della villa. Quindi anche i leoni furono acquistati di questa grande bellezza, esatto. Però oggi grazie a queste tecniche è possibile rivedere questa storia. Però la villa oggi è del comune, è gestita da una cooperativa che è rappresentata in questo momento. E cosa troviamo oltre a queste riproduzioni all'interno di questi spazi? Sì, allora innanzitutto la villa è visitabile grazie a questo tour in realtà aumentata, quindi abbiamo che parte dal seminterrato dove all'epoca erano collocate le cucine. Non so, sto facendo una breve ricostruzione. Poi abbiamo chiaramente gli affreschi di Giambattista Tiepolo e all'ultimo piano è presente una stanza dedicata a Vittorio Basaglia, un altro artista locale, che in passato andò a riproporre, a realizzare delle opere che si ispiravano a quelle di Giambattista Tiepolo, ok? Quindi c'è questo collegamento esatto, tra l'arte moderna e quella esatto, invece. Un'arte moderna che si rifà al passato e quindi crea un collegamento, un ponte tra arte del passato e presente, molto interessante. Perfetto, la villa è visitabile? Sì, è visitabile tutti i weekend, quindi il sabato e la domenica, e i giorni festivi siamo aperti al pubblico. Perfetto. Dottoressa Elisa, io ti ringrazio di cuore e continuo a passeggiare per la villa fingendomi un francese appena scappato dalla Polonia. D'accordo. Grazie. Nella lista degli alberi monumentali del Veneto, alberi per lo più secolari, che hanno importanza botanica, ma anche architettonica, estetica, sociale, c'è anche questo tasso. Una conifera leggendaria e misteriosa. Caratteristica è che ogni esemplare si distingue dall'altro proprio per la crescita tortuosa del tronco e dei rami. Probabilmente perché il legno del tasso è molto resistente e molto flessibile, caratteristica che lo ha reso famoso nel Medioevo soprattutto, quando col suo legno costruivano archi da guerra e da caccia. Pensate che il suo valore lo rendeva scambiabile con minerali preziosi, quindi una sorta di moneta botanica.
il più antico manufatto in legno esistente al mondo, risalente a 400.000 anni fa, è proprio di Tasso. Detto l'albero della morte, ma doppiamente mortifero, e perché costruivano armi e perché è altamente tossico, totalmente tossico, tranne gli arilli, quelle escrescenze carnose che ricoprono il seme. Non sono i frutti, ma sembrano delle bacche, e per questo Taxus baccata, il suo nome. Sì, albero della morte, ma non solo nel senso negativo, ma anche nel senso positivo. Il tasso produce il taxolo, che è una sostanza usatissima nelle cure oncologiche. Quindi un albero sì vicino alla morte, ma non per sua scelta. E proprio per questo ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Abbiamo lasciato Mira, stiamo percorrendo la riviera del Brenta e qui siamo a Campolongo Maggiore Chiesa. Infatti questo comune è diviso in due centri grossi e altre frazioni. Campolongo Maggiore è appunto questo, dove c'è la chiesa principale. Interessante poi notare questo campanile di Boillon molto antico dell'anno 1000 che manifesta comunque la presenza di una comunità già durante il Medioevo. In realtà i resti archeologici che troviamo in queste campagne ci fanno ricondurre a una storia imperiale, quindi i cocci, le sepolture per cui è disseminata questa campagna ricostruiscono una comunità stabile già in epoca romana. E adesso affronterò un percorso in bicicletta, incontrerò Ludovica, la quale mi porterà alla scoperta di questo paesaggio lussureggiante che costeggia la cunetta del Brenta, cioè un taglio quindi del fiume, una diramazione che oggi è considerato il corso principale del grande fiume alpino Brenta. Quindi iniziamo questa piccola avventura nel comune di Campolongo Maggiore. Cara Ludovica, noi siamo partiti dal piazzale Norma Cossetto, corretto, di Campolongo Maggiore, sì. Ok. Adesso siamo invece sull'argine del Brenta. Sì. Dove mi porti con la bici a pedalata assistita? Con questa bici a pedalata assistita potremo raggiungere i comuni di So e arrivare a Vigonovo, ma noi ci fermeremo un pochino prima. Adesso partiamo, andiamo al punto turistico Brenta, che è un punto ristoro che potete trovare lungo il percorso, un punto ristoro che va prenotato all'Associazione Anteas di Campolongo Maggiore. Questo percorso, ci tengo a precisare, che è nato circa una ventina di anni fa, appunto per sfruttare le arginalità del fiume Brenta. Ci
sono anche punti paesaggistici. Ci sono punti paesaggistici e anche punti rurali che si possono visitare percorrendo le varie viuzze che incontri lungo il percorso. E poi per esempio si può raggiungere anche la chiesetta di Sant'Antonio. Sì, l'oratorio di Sant'Antonio che è vicino al punto turistico Brenta, ma si possono raggiungere facilmente anche i centri abitati, quindi la frazione di Boion, la frazione di Santa Maria Assunta, la frazione di Liettoli e Campolongo Maggiore, che a dirla tutta lo si può visitare partendo con la bicicletta. In realtà noi stiamo usufruendo di un servizio molto più ampio di bike sharing, perché si trovano stazioni in tutti i comuni della Riviera del Brenta, in questo caso, che sono collegati ovviamente attraverso un ecoturismo e quindi un'attività sostenibile, perché queste sono biciclette con un motore elettrico e inquadrando il QR code, scaricando l'applicazione, si può noleggiare il mezzo. Il costo è davvero esiguo, sono 5 centesimi al minuto, per cui con pochi euro si può davvero percorrere un lungo tratto immersi nel paesaggio rurale di questa magica riviera. Quest'idea è un progetto di Ecomobility promossa dalla conferenza dei sindaci nel 2023. Noi ringraziamo l'amministrazione di Campolongo e se sei d'accordo andiamo. Andiamo. Partiamo? Sì. Via! Vai! Turistico Brenta. Io ti ringrazio Ludovica. Grazie a voi, grazie a te. Stringiamoci la mano per questa piccola, sincera avventura che abbiamo compiuto lungo l'argine del fiume Brenta. Io adesso raggiungo il mio compagno di viaggio Ivo Gallo, andiamo alla scoperta dell'archeologia di questa magnifica area di Campolongo. Bene, ciao! Dopo la scampagnata di Leli in bicicletta abbiamo guadagnato questo luogo voluto, creato e realizzato da un gruppo di volontari, un gruppo archeologico di volontari. Vero, caro Mauro? Ti chiamo sempre Mario, ma invece ti chiami Mauro. Raccontaci un po' questa avventura. Allora noi abbiamo trovato nei campi qui della zona, abbiamo trovato dei reperti che qui abbiamo raccolto. E sono reperti che tramite la sovrintendenza abbiamo considerato far parte della storia dei Paleoveneti. Questa sala in particolare. Questa sala in particolare. Paleoveneti, l'età è quella del 700-800 a.C. Abbiamo trovato varie cose, tra cui una cosa che a me piace particolarmente è quella ciotola, quella mezza ciotola, va bene, con dei sassolini incastonati dentro che all'inizio abbiamo detto che cosa saranno e poi chiedendo alla sovrintendenza li abbiamo considerati come delle grattugie, ovvero lì è una ciotola con questi sassolini che pungono, se mettiamo il dito, mettiamo il formaggio, mettiamo una mela, mettiamo qualcosa, va bene, che poi viene grattugiato e poi dalla ciotola si mette direttamente nel piatto oppure nella pentola, eccetera. E tutti attrezzi tutti di attrezzi, uso quotidiano, appunto, che usavano le persone che abitavano questi luoghi. Assolutamente sì. Come si può definire questa realtà esattamente? Area didattica?
Perché voi fate anche incontri con Certo. scuole, con Noi bambini. noi facciamo appunto delle lezioni, giù abbiamo delle sale con la nostra TV, con il nostro schermo, dove facciamo vedere dei video che raccogliamo, dopodiché ai bambini diamo delle tavolette che diventerà terracotta, quindi l'argilla, e con quelle lì facciamo modellare in pratica certi oggetti che abbiamo così. I bambini sono entusiasti. Poi questi oggetti li mettiamo nella muffola, va bene, in maniera tale, è un forno in pratica a temperatura alta, il quale poi da quella lì avremo la terracotta. Ma so che c'è un altro bambino un po' cresciuto, che è Lele, che è andato a curiosare, ha trovato anche Francesco, e so che stanno parlando di altre cose, appunto, di cui vi occupate e che avete raccolto. Grazie Mauro, detto erroneamente da me Mario. Ok, va bene. C'ha la faccia da Mario. Mauro ed Ivo ci hanno raccontato la storia più antica di Campolongo e di quest'area. A un certo punto arriva la romanità. Cos'è successo? Allora, nella romanità i romani arrivano come in soccorso ai veneti. Non è stata un'integrazione bellicosa, ma bensì molto pacifica. Si sono integrati un po' alla volta i romani con i veneti. Prima cosa che facevano i romani quando venivano erano le strade consolari, che si intersecavano con una miriade di fiumi di cui il nostro territorio era pervaso, e per cui si sono creati degli incroci molto strategici sia dal punto di vista territoriale che delle infrastrutture proprio. Il nostro rapporto con la soprintendenza è sempre stato collaborativo, che ci ha dato la possibilità di studiare i reperti con l'ausilio anche di molti studiosi che sono passati per il nostro museo, che hanno analizzato reperti che abbiamo archiviato nel deposito che abbiamo qui sotto. Peraltro tu mi insegni, c'era questa via romana importante che tagliava un po' il corso. La via Popiglia è stata costruita nel 132 a.C. e quindi era quella che ha determinato questi insediamenti. Lungo questa asse di collegamento. Esatto, soprattutto negli incroci con i vari fiumi che c'erano, da cui quello Mino Medoacco che dà nome anche al nostro ramo gruppo minore del Brenta, quindi. Esatto. Tra le tante cose che avete trovato e custodito, c'è qualcosa che colpisce di più la tua attenzione e quindi di conseguenza anche la nostra? Beh, lungo proprio questi fiumi abbiamo trovato tantissimi pozzi, tantissimi oggetti. Quelli più curiosi, diciamo, sono sicuramente una teca in vetro che doveva contenere i resti della cremazione di un defunto, che è ancora un'urna funeraria all'interno della quale veniva sempre messo le ceneri del defunto, l'obolo per attraversare il fiume Stige nell'aldilà, sì, e qualche reperto e qualche oggetto. Ne abbiamo una in vetro bellissima, già rotta in fase di posizionamento, in modo che poi non venisse utilizzata da... quindi non rotta per lo scavo, il corso del tempo, già fatta rotta. Già fatta rotta. Affinché non fosse riutilizzata. Bravo, sì. E poi arriviamo in questa sala che chiude un po' il percorso storico-archeologico di Campolongo e non solo, dove su questo plastico si ricostruisce un campo di battaglia. Cosa accade qui? Qua facciamo un salto nel tempo, passiamo nel Medioevo, quando Padova la signoria dei Carraresi, voleva espandersi verso il mare per mantenere l'approdo al mare. I veneziani, d'altro canto, volevano invece espandersi in terraferma per proteggersi dai nemici, e quindi c'è stato questo scontro. I veneziani in primo luogo attaccano la torre del Curano vicino a Leggiari, in laguna, e conquistano questa torre. I padovani si coalizzano, chiamano gli ungheresi in loro soccorso e dobbiamo immaginare 12.000 padovani e ungheresi contro i 4.000 veneziani che non si aspettavano questa... Assolutamente no. Naturalmente i veneziani vengono soppressi e sommersi da questa moltitudine, si riorganizzano e un mese dopo questa battaglia del maggio del 1373 riescono con 5.000 mercenari turchi a conquistare e vincere la battaglia e vincere definitivamente la guerra contro Padova. Quest'area che era compresa nella famosa Saccisica. Nella Saccisica. E poi, insomma,
dal XV secolo c'è l'arrivo dello Stato da terra, quindi Venezia occupa tutta l'area del Veneto e inizia un periodo di transizione positiva, di sviluppo economico e si arriva poi alla modernità. Sì. Francesco, io ti ringrazio per la passione che tu e tutti gli altri oltre 50 soci ci mettete per conservare la storia della vostra terra, ma dobbiamo ringraziare credo anche l'amministrazione. Certo, ci ha messo a disposizione questo museo per esporre e voglio ricordare che abbiamo tutti dei soci in pensione che si dedicano a 500 ragazzi ogni anno per illustrare la storia, per capire l'importanza della storia per il nostro futuro. Infatti il piano terra è un piano prettamente didattico, Esatto. appunto per permettere che i più giovani possano avvicinarsi alla storia e all'amore per la loro terra. Esatto. Grazie Francesco. Grazie a di voi. cuore. Grazie. Campo Nogara, caro Lele. Hai visto? Qualche appunto. Campo Nogara è un comune facente parte di questa grande comunità della Riviera del Brenta che è protagonista della storia di questi luoghi. Sì. Zona difficile, dobbiamo ammetterlo, forse l'abbiamo anche già detto, in quanto il Brenta, sino almeno all'anno 1000 o poco dopo, continuava a esondare, a creare problemi alluvionali e quindi era un luogo, anche questo, difficile da abitare stabilmente. In realtà comunque una comunità si è assestata in tempi antichi, vincendo le difficoltà, adattandosi ai cambiamenti, come molti luoghi del Veneto hanno fatto nella loro storia, si sono adeguati a ciò che succedeva. La capacità di adattarsi. Assolutamente sì! Campo Nogara, il Bravo, toponimo, bravo. Dimmelo. Campus Nux, Nux in latino vuol dire noce, ok? Quindi il campo della noce, venetizzato in Campo Nogara, perché anche noi chiamiamo i noceti e noghere, no? Bravo, è vero. Campo Nogara. La prima attestazione che parla di questo paese è dell'897, quando l'imperatore Berengario investì Pietro, vescovo di Padova, come nuovo conte della Saccisica. Ora siamo nella Riviera del Brenta, ma un tempo anche Campo Nogara faceva parte della Saccisica, il cui capoluogo, che un tempo visitammo, caro Ivo, era Piave di Sacco. Sì. E quindi siamo al confine tra queste realtà e quindi tutto questo nasce in un luogo ricco di acqua, di selve, di boschi e quindi anche evidentemente di noci e di querce. Campo Nogara. Io adesso ho il desiderio e l'interesse di visitare la chiesa parrocchiale che dicono sia uno scrigno d'arte. Io adesso ho il desiderio e l'interesse di visitare un albero che per i camponogaresi ha un certo significato molto sentito. Ci vediamo dopo? Ci vediamo dopo. Campo Nogara. Campo Nogara. Campus Nux. Noce. Il campo della noce. Siamo all'interno della chiesa parrocchiale di Campo Nogara. Stupefatto sono io, come spesso mi accade quando entro in un luogo religioso, soprattutto in pianura e in campagna, perché godo del rispetto sacro che gli abitanti di questa comunità e di altre comunità hanno avuto nei confronti della Madonna, a cui la chiesa all'inizio era dedicata, poi unitamente a San Prosdocimo, e il desiderio anche di spiccare per bellezza, per luminosità, per arte all'interno di questi spazi. E qui lo si nota davvero appieno. La prima pieve di questo luogo viene costruita nel VII secolo. Poi ci fu un grande ampliamento risalente al 1297 e c'è un documento conservato all'interno di questa chiesa che è una visita pastorale del vescovo di Padova che ci racconta di quell'antica chiesa medievale. Ciò che vediamo invece oggi è un luogo sacro tipicamente neoclassico. Infatti questa chiesa viene ricostruita nel 1774. I lavori durano qualche anno
e non finiscono mai dal punto di vista dell'arricchimento delle opere d'arte. Allora, ciò che mi colpisce subito intanto è la preziosità degli affreschi che vediamo, in particolare quello sull'abside dell'altar maggiore, che è di Costantino Cedini, un artista molto noto soprattutto nell'area padovana, il quale impara la tecnica dal Tiepolo, ma poi c'è una transizione artistica, cioè si lascia alle spalle fondamentalmente il periodo barocco e si lancia verso una nuova pittura razionalista, tipicamente neoclassica. Per esempio l'utilizzo della tecnica di affresco con colori a pastello, che dà una luce diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati durante il barocco e ancora prima con il Rinascimento. Nella fattispecie mi colpisce la bravura nel disegno di quest'artista, i volti di San Pietro e San Prosdocimo che affiancano la Vergine Maria appunto nella pala principale. E poi tra le colonne dell'unica navata esistente all'interno di questo spazio ci sono queste raffigurazioni di brani dell'Antico Testamento. E perché non rimanere meravigliati da quella bellissima corona aurea che dona regale preziosità spirituale a questo luogo sacro, che si fa luogo di preghiera, si fa luogo di culto, ma soprattutto per la Riviera del Brenta si fa scrigno di arte vera. Myself in time of trouble, all Americans to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. A Matteo Banzano. E siamo arrivati a Campagna Lupia, che sino all'Unità d'Italia si chiamava solo Campagna, ma detta Campagna di Lova. Fondamentalmente la prima comunità stabile di quest'area si stabilisce proprio a Lova. In seguito si crea questo abitato molto bello e qui c'è il municipio di Campagna Lupia. Lupia evidentemente potrebbe derivare, questo suffisso, da lupo. Lova significa appunto lupa, altri dicono che comunque indichi un luogo incolto e sabbioso. Questa terra era già abitata nel periodo neolitico. Ci sono tracce di grandi commerci e di agricoltura estensiva già nel IX secolo a.C. da parte dei Veneti.
Ci fu un notevole sviluppo con l'arrivo dei Romani. Proprio qui passava la strada Popilia che portava poi verso Aquileia, partendo proprio da Adria. Tito Livio, parlando di Campagna Lupia, diceva immensa et obscura silva glandaria, in ragione del fatto che questa terra era ricca di vegetazione ma soprattutto di querce, le farnie, che sono piante idrofile, quindi crescono molto bene in zone anfibie. E qui dovete immaginare tanti alberi, tanta vegetazione, ma anche molti acquitrini e quindi paludi. Poi ci fu uno sviluppo importante dopo la fine della rivalità tra Venezia e Carraresi, perché poi nel 1405 questo luogo si attesta e diventa facente parte dello Stato da terra della Serenissima Repubblica. E manifestazione di questo è il Palazzo del Municipio, un'antica villa veneta molto bella. Se la guardate ha proprio gli stilemi tipici della casa veneziana, quindi c'è questa grande trifora che alleggerisce la facciata con queste indicazioni bianche in pietra d'Istria, e si vede proprio lo stemma della famiglia Zorzi che si dice abbia commissionato questa dimora di villeggiatura, e sotto c'è un anno che indica l'anno evidentemente di costruzione, che è il 1572. La villa poi passa di proprietà, arrivano i Colonda e successivamente i Marchesini. All'interno c'è anche una sala espositiva in quello che un tempo era il piano nobile della villa. Trovo a Lova, dove tutto comincia, dove nasce la comunità di Campagna Lupia. Alle mie spalle la chiesa con la nuova piazza dedicata a Don Lorenzo Milani, un personaggio molto importante per questa comunità, a cui chi ha vissuto gli anni passati si è caricato di affetto e devozione per questa persona che era estremamente altruista e rispettosa, e quindi giustamente la piazza di questo paese a lui è stata dedicata. Lova è una comunità che ha radici antichissime. Allora, premessa, ciò che vediamo oggi è una terra assolutamente bonificata. Lo testimonia la grande idrovora, una delle prime del Veneto, che è il Machinon, così chiamata, che tiene drenate queste terre che altrimenti andrebbero sommerse. Tutto questo in relazione a cose che abbiamo già detto, cioè le grandi alluvioni, gli straripamenti del Brenta. Quando i veneziani compirono le diversioni idrauliche, queste terre furono allagate, diventarono quindi luoghi paludosi e inospitali. A ben vedere oggi la campagna è rinata, c'è stato un grande sviluppo con l'arrivo del Novecento, ma se scaviamo a 40 centimetri di profondità su queste campagne, tra Campagna Lupia e Campolongo Maggiore, troviamo ancora i segni di un'antica civiltà. Dovete immaginare che i Veneti hanno abitato quest'area secoli prima dell'arrivo dei Romani e nel secondo secolo a.C. hanno avviato i lavori per la costruzione di un grande santuario, ultimato poi con l'arrivo appunto di Roma e della Venezia Etistria. Quindi un grande complesso, pensate, lungo 40 metri, largo 35, porticato, un luogo di culto e anche di sepoltura. Gli archeologi nelle campagne di scavo hanno trovato numerosi oggetti che ci ricollegano a quell'antica storia. Ciò che colpisce di più sono ad esempio i bronzetti, cioè dei piccoli soldatini, alcuni dei quali hanno un foro. Si dice che un tempo all'interno di quel foro venisse infilata una piccola lancia che poteva essere o di legno o di osso. Ovviamente queste lance sono andate perdute, rimane il traforo. Tantissimi bronzetti,
tantissime monete e poi queste antefisse, cioè pezzi del cornicione, della copertura del porticato del santuario che hanno disegni che richiamano frutta, verdura, ma anche scene bacchiche, quindi insomma quel poco che è stato trovato ci racconta una storia importante che ha sedimentato queste comunità così lontano nel tempo. Oggi quest'area è molto sviluppata, c'è una forte economia, ma ci sono ancora questi segni che ci ricordano gli antichi tempi e i resti di ciò che è stato ritrovato sono ancora oggi conservati nel piano nobile del Palazzo Comunale di Campagna Lupia. Io sto per finire questa avventura che ha ricostruito un disegno davvero culturale, importante, le ville, il Naviglio del Brenta, le grandi feste all'interno di quelle ville stesse e dei nobili veneziani, ma poi anche l'archeologia, la bellezza del paesaggio che la laguna ancora oggi ci regala come un tempo. Mi reco all'antica chiesa di Santa Maria di Lugo, dove incontrerò Ivo Gallo per chiudere questa meravigliosa avventura. Nothing gold can stay. We'll be old someday and waste our lives away, waiting for life to get better. Fold or play, we are not okay. We'll waste our lives away, waiting for life to get better. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo. Okay. Siamo contenti, ma anche un po' dispiaciuti sì. perché si chiude questa nostra avventura lungo la riviera del Brenta. Ci torneremo? Chissà, forse sì. Forse. Intanto noi ringraziamo tutte le comunità che ci hanno accolto, a partire da Mira, Campolongo Maggiore, Campo Nogara e Campagna Lupia. e qua si chiude questo viaggio e se vorrete, chissà, continueremo a mostrarvi questa meraviglia del Veneto. Se sei d'accordo, Ivo Gallo, intanto non so se hai notato lo splendore di questo campanile. Sì. Questa è l'antica chiesa di Santa Maria di Lugo di metà del 1200. È un gioiello architettonico e storico di quest'area del Veneto. E qui chiudiamo la nostra piccola ma intensa avventura. Volevo chiudere con queste parole. Ok. Questa terra, così affascinante, serena e tranquilla, con le sue ville che sembrano sospese tra sogno e realtà, un luogo dove il passato e il presente si intrecciano armoniosamente, creando un paesaggio di incomparabile bellezza. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa. si chiude questo viaggio. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Riviera del Brenta, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re di ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capri.